Ciao, sono il dottor Corrado Palmas e oggi voglio rivolgermi direttamente a chi ha superato i 60 anni e pensa che sia troppo tardi per tornare ad avere i denti fissi. Voglio sfatare una volta per tutte il mito dell'età limite e mostrarti perché i tuoi migliori anni possono ancora venire. Nei miei 15 anni di carriera ho curato col mio team migliaia di pazienti over 60, alcuni addirittura over 80. E posso dirti con certezza che l'età non è mai un ostacolo quando si tratta di riconquistare il proprio sorriso e la propria dignità. Anzi, spesso sono proprio i pazienti più maturi quelli che ottengono i risultati più gratificanti perché sanno apprezzare il valore di tornare a vivere senza limitazioni. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema bocca bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Iniziamo a parlare del falso mito dell'età limite. Quante volte ti hanno detto alla sua età non ne vale più la pena? Quante volte hai sentito frasi come ormai è troppo tardi o a quest'età è meglio tenersi la dentiera? Sono frasi che sento tutti i giorni e che mi fanno rabbia perché dietro c'è spesso solo ignoranza o pigrizia professionale. Non esiste un'età limite per gli impianti dentali. Quello che conta non sono gli anni sulla carta d'identità, ma le condizioni generali di salute e la motivazione del paziente. Negli ultimi 5 anni, nei miei policlinici Moldavia e Romania, ho trattato oltre 8.000 pazienti over 65 con risultati straordinari. Il paziente più anziano che ho curato aveva 84 anni, oggi ne ha 86, mangia bistecche e sorride come un ragazzino. Ora vediamo cosa cambia davvero con l'età. È vero che con l'età il nostro organismo cambia, ma questo non significa che non possiamo più avere denti fissi. Significa solo che dobbiamo adattare il trattamento alle caratteristiche specifiche di ogni paziente. Nei pazienti over 60 possiamo incontrare guarigione leggermente più lenta, ma comunque efficace. Possibile presenza di patologie sistemiche come diabete, ipertensione, densità ossea ridotta come l'osteoporosi in alcuni casi, o assunzione di farmaci che possono influenzare la guarigione durante l'osteointegrazione e delle gengive nel tempo. Ma ognuno di questi fattori può essere isolato, gestito con i protocolli appropriati internazionali, non sono ostacoli insormontabili, sono semplicemente variabili da considerare e che è obbligatorio considerare per la buona riuscita dell'intervento. Passiamo ora ai vantaggi unici dei pazienti maturi. Contrariamente a quello che molti pensano, i pazienti over 60 hanno alcuni vantaggi importanti. Innanzitutto hanno maggiore motivazione. Chi arriva da me e ha 65 anni lo fa perché è stanco di vivere con limitazioni. Difficile che un giovane sia stanco di vivere. Ha una motivazione fortissima che spesso i pazienti più giovani non hanno. Poi c'è la migliore compliance. I pazienti maturi seguono scrupolosamente le indicazioni post-operatorie. Sanno che questa è la loro ultima occasione e non va sprecata. Hanno già magari buttato molti soldi in passato in cure e terapie che sono state fallimentari. Hanno anche un maggiore apprezzamento del risultato. Quando un paziente di 70 anni torna a mordere una mela o a mordere una bistecca anni dopo di dentiere e colle per dentiera, l'emozione è indescrivibile. I pazienti maturi sanno apprezzare ogni piccolo miglioramento. Infine hanno più tempo a disposizione. Spesso i pazienti over 60 hanno più tempo per dedicarsi alla cura di sé o per seguire i protocolli di mantenimento.
Ora affrontiamo il tema di come gestire le patologie sistemiche dell'età, perché questa è una delle preoccupazioni più comuni. È vero che molti pazienti over 60 hanno diabete, ipertensione, problemi cardiovascolari o assumono anticoagulanti, per esempio, ma questo non preclude la possibilità di avere impianti dentali. Per quanto riguarda il diabete, i pazienti diabetici possono ricevere impianti dentali senza problemi, purché la glicemia sia ben controllata. Anzi, eliminando le infezioni orali croniche, spesso si ottiene un miglioramento del controllo glicemico. Per le cardiopatie, la collaborazione col cardiologo permette di gestire anche i pazienti con problemi cardiaci. Spesso è sufficiente un'adeguata profilassi antibiotica, gli anticoagulanti non sono un problema, non è necessario sospendere terapia anticoagulante. È sempre comunque importantissimo avere un punto di contatto col tuo cardiologo. Con le tecniche chirurgiche appropriate, gli interventi si possono eseguire in totale sicurezza. E l'osteoporosi non è una controindicazione assoluta agli impianti. In alcuni casi utilizziamo anche impianti speciali come zigomatici, pterigoidei, sottoperiostali che si ancorano a ossa non colpite dall'osteoporosi. Voglio raccontarti il caso di Giuseppe che aveva 73 anni, ha trovato una nuova vita. Uno dei nostri pazienti che meglio rappresenta quello che può succedere quando si decide di non arrendersi all'età. Giuseppe è arrivato da me a 73 anni, portava una dentiera mobile da 15 anni e aveva smesso di uscire a cena con gli amici e i parenti perché si vergognava. Colla e chili di colla sulla dentiera per farla stare ferma. Sua moglie mi ha raccontato che aveva perso il sorriso e la voglia di socializzare. Dottore, mi ha detto durante la prima visita, i miei figli dicono che alla mia età non ne vale la pena, che dovrei accontentarmi della dentiera, ma io non riesco più a vivere così. Giuseppe aveva diabete compensato, prendeva anticoagulanti per un problema cardiaco. Molti colleghi gli avevano sconsigliato l'intervento. Dopo aver valutato attentamente la sua situazione generale, abbiamo deciso di procedere. Oggi, 2 anni dopo, Giuseppe mangia di tutto, sorride senza vergogna e ha ripreso a viaggiare con sua moglie, che mi ha mandato una foto dal loro ultimo viaggio in Grecia. Sorrideva con una freschezza che sembrava aver ritrovato 20 anni di vita. Parliamo ora dell'importanza del ripristino funzionale nell'età matura. Con l'età, il ripristino della funzione masticatoria, mangiare bene, diventa ancora più importante. Una masticazione efficace è fondamentale per la nutrizione adeguata. I pazienti over 60 spesso sviluppano carenze nutrizionali perché non riescono a masticare cibi ricchi di proteine, vitamine e minerali. Con i denti fissi su impianti possono tornare a una dieta completa, bilanciata e equilibrata. È importante anche per la digestione corretta. Infatti la digestione inizia proprio nella bocca. Una masticazione inadeguata causa problemi digestivi che peggiorano con l'età. I denti fissi permettono una digestione normale, serve per il mantenimento della massa muscolare, le proteine sono essenziali per mantenere la massa muscolare nell'età avanzata. Con i denti fissi i pazienti possono tornare a mangiare carne e altri alimenti proteici senza problemi. Infine contribuisce alla salute cardiovascolare l'eliminazione delle infezioni orali croniche sostenute da batteri, succarie e radici, riducono l'infiammazione sistemica e migliorano la salute cardiovascolare. Ora vediamo le tecniche specifiche per i pazienti over 60. Per i pazienti maturi utilizziamo protocolli specifici che tengono conto delle caratteristiche dell'età. Preferiamo chirurgia meno invasiva, utilizziamo tecniche mini-invasive che riducono il trauma chirurgico e accelerano i tempi di guarigione. Utilizziamo impianti convenzionali e speciali come zigomatici, pterigoidei, nasali per evitare ricostruttiva ossea e così ovviare ai problemi dell'atrofia dell'osso, che è più comune nell'età avanzata. Applichiamo tempi di guarigione personalizzati al tipo di chirurgia, rispettiamo i tempi di osseointegrazione in base alle caratteristiche poi individuali del paziente, procediamo con le tappe successive, facciamo controlli più frequenti, aumentiamo quindi la frequenza dei controlli post-operatori per monitorare attentamente la guarigione. Ora parliamo del valore degli ultimi anni di vita. Una delle obiezioni che sento più spesso è: ma dottore, alla mia età quanto mi durerà? La risposta è sempre la stessa. Quanto vuole che durino i suoi prossimi anni di vita?
I pazienti over 60 spesso hanno davanti a sé altri 20 o 30 anni di vita, anni che possono essere vissuti con dignità e piacere, oppure con limitazioni e vergogna. La scelta è vostra. Maria, 68 anni, mi ha detto: dottore, io voglio vivere bene gli anni che mi restano, non voglio passarli nascondendo la bocca quando rido. Oggi, 3 anni dopo il trattamento, Maria è una delle pazienti più soddisfatte che abbia mai avuto. Senza parlare dell'impatto psicologico della trasformazione. Infatti l'impatto psicologico di ritrovare il sorriso dopo i 60 anni è spesso più profondo che nei pazienti giovani. Chi ha vissuto anni con una dentiera mobile sa apprezzare ogni sfumatura del cambiamento. C'è il ritorno della fiducia, i pazienti tornano a sorridere senza vergogna, a parlare con sicurezza, a non nascondersi più, a poter di nuovo assaporare il cibo sentendo il gusto con la lingua che tocca il palato. Avviene una rinascita sociale, riprendono a uscire, a viaggiare, a godersi la vita sociale con gli amici, con i parenti che avevano abbandonato. Si verifica un miglioramento dell'umore, eliminando il dolore e il disagio costante. L'umore migliora notevolmente. E nasce un senso di rinascita. Molti pazienti mi dicono di sentirsi rinati, di aver ritrovato una parte di sé che credevano perduta per sempre. Torniamo infine sulla motivazione, l'ingrediente segreto del successo. In 15 anni di carriera e più di 24.000 pazienti curati, ho capito che la motivazione è l'ingrediente più importante per il successo di un trattamento implantare e protesi fisse su impianti. Questo perché il supporto del paziente è forse importante tanto quanto l'intervento ed è protratto nel tempo. I pazienti over 60 spesso hanno una motivazione più forte di chiunque altro. Quando un paziente di 70 anni decide di sottoporsi a un trattamento implantare, lo fa perché ha preso una decisione importante. Vuole programmarsi i prossimi anni che gli restano e di qualità. Questa motivazione è il miglior predittore di successo. Alcuni mi chiedono se vale la pena investire in un trattamento implantare dopo i 60 anni e magari spendere 10, 15, 20 mila euro. La mia risposta è sempre la stessa. Qual è l'investimento più importante che possiate fare a 60, 70 o 80 anni? L'investimento nella vostra qualità di vita, gli anni che vi restano. I soldi che spendete per ritrovare il sorriso e la capacità di masticare non sono un costo, sono l'investimento più intelligente che possiate fare per i vostri anni futuri. Arriviamo al messaggio finale. Se hai più di 60 anni e stai ascoltando questo, voglio dirti una cosa importante. Non è mai troppo tardi per tornare a sorridere e masticare. Non lasciare che l'età diventi una scusa per rinunciare alla qualità della vita che meriti. I tuoi anni migliori possono ancora venire. Con i denti fissi su impianti puoi tornare a mangiare tutto quello che vuoi, sorridere senza vergogna, parlare con sicurezza, goderti la vita sociale e sentirti giovane e vitale. Non importa se hai 60, 70 o 80 anni, se hai la motivazione, la volontà di cambiare la tua vita, noi sappi che abbiamo la competenza e la tecnologia per aiutarti. I tuoi prossimi 20 anni possono essere migliori della tua intera vita. Inizia da un nuovo sorriso. Se anche tu vuoi smettere di nasconderti e iniziare a vivere davvero, contatta oggi stesso il mio team, chiedi un secondo parere e comincia a valutare se il sapere che tornare a sorridere, a vivere dignitosamente è possibile, ti accende quel fuoco dentro. La tua età non è un limite, è solo un numero. La tua vita invece non ha prezzo. Quindi mettiti in contatto col mio team e valuteremo insieme la tua situazione. Un saluto da Dr. Palmas.